Tris di acquisti per l'Acregas del presidente Giovanni Castronuovo, che grazie al lavoro certosino del suo staff tecnico, con a capo il DS Ernesto Russello, ha portato in porto 3 trattative di livello. Sono arrivati infatti il legione difensivo classe 89, originario di Sciacca, Rosario Licata, inoltre il centrocampista Cristian Pitrotto, classe 99, proveniente dal Amrum Spartas Foot Club del massimo campionato nazionale maltese, è cresciuto nel vivaio dell'Inter, e infine l'attaccante argentino Graziano Facundo, classe 99, proveniente dall'Indipendiente de Neuquén. I 3 giocatori che hanno sottoscritto il loro impegno stagionale lo scorso mercoledì hanno partecipato al galoppo che si è disputato nell'impianto sportivo di Fontanelle. Il sacense Rosario Licata proviene dalla Cavese e ha giocato in Serie C ed in passato ha indossato le maglie di Mazzara, Marsala, Ribera e Folgore, tutte in eccellenze D. E inoltre Sorrento, Foggia, Spalla e Como tra i professionisti ed ha fatto parte del settore giovanile dell'Udinese. Cristian Pitrotto, milanese classe 99, è il più giovane e ultimamente ha maturato un po' di esperienza nel massimo campionato maltese. Infine l'attaccante mancino Graziano Facundo, proveniente dall'Indipendiente de Neuquén, formazione della Serie C argentina. Se completata la rosa, di certo su questo gruppo ci sarà molto da lavorare e Corrado Mutuo ha solo l'imbarazzo della scelta. Intanto ricordiamo che domenica prossima alle 16:30 la squadra verrà presentata alla città di Agrigento e ai suoi tifosi.